prenderei le mosse da un episodio che purtroppo è noto a tutti in quest'anno, ossia quello del terremoto, che rendendo inagibile il Teatro Regio, credo che sia stato un fatto, e quindi creando un grosso disorientamento per tutte le dislocazioni degli spazi musicali, credo che sia stato un fatto che in un certo senso un po' significativo per saggiare un po' l'equilibrio delle forze musicali, delle organizzazioni musicali nella città, nel senso che abbiamo potuto vedere un certo tipo di reazione nei confronti del teatro lirico e quindi in un certo senso misurare anche questa passione che rende certamente il nome di Parma leggendario, insomma, in tutto il mondo, assaggiare e esaminare, quasi analizzare le componenti che costituiscono questa passione. Ossia abbiamo visto praticamente un inizio molto diffidente nei confronti di un nuovo teatro che poi si è rivelato funzionare, direi, abbastanza bene e tra l'altro così ha dato certo un contributo a un esito soddisfacente di una stagione lirica. Il Circolo Culturale Parma Lirica, sin dalla sua nascita, ha sempre avuto lo scopo di diffondere fra tutti gli associati e anche fra tutta la cittadinanza la musica in generale, però è sempre in preeminenza, è sempre la musica lirica, che infatti da noi sono venuti tutti i più grandi cantanti, anche molte celebrità. E poi abbiamo lo scopo di far sentire molti giovani che molte volte per loro è stato come un trampolino di lancio, perché dopo Parma Lirica molte volte li abbiamo trovati poi nel nostro Teatro Regio o in altri teatri, perché quelli della commissione teatrale li vengono a udire. Io sono segretario di Parma Lirica e per alcuni anni sono stato anche presidente del sodalizio. Un'iniziativa che ho creduto opportuno cominciare, è un'iniziativa che forse è una delle prime, senz'altro, in campo nazionale, è quella di portare l'opera agli anziani e ai ragazzi delle scuole elementari, mediante videocassette che noi ci scambiamo, noi raccoglitori, un po' ci scambiamo un po' con l'estero e anche in campo nazionale. E devo dire che questa iniziativa ha avuto un successo notevole e mi riempie di soddisfazione. Cercare di portare questi bambini delle elementari all'opera e questi anziani che solitamente non possono uscire alla sera perché per tanti motivi, anche per fattori economici, e portarli a fargli vedere spettacoli che forse neanche gli appassionati riescono a vedere. I rapporti con la città sul piano ufficiale ci sono indubbiamente, anzitutto perché l'istituto ha sede qui, nel consiglio d'amministrazione fa parte il sindaco e da questo punto di vista il sindaco è estremamente attivo per la vita dell'istituto e per il suo futuro. È il presidente del conservatorio, il rettore dell'università e quindi idealmente la città dovrebbe partecipare alla vita dell'istituto. In realtà i rapporti non sono sul piano concreto, sul piano della realizzazione, non sono come si desidererebbe, perché nonostante i suoi sforzi l'istituto non trova nell'ambiente cittadino quella corrispondenza che desidererebbe.
Abbiamo un onore insperato, e cioè quello di sedere nello studio di Arturo Toscanini, con estremo rispetto peraltro, e di tenere in braccio la gatta Sazi che abbiamo per un attimo trafugato al maestro Piero Guarino, che è il direttore del conservatorio. Sazi è un po' la mascotte dell'Arrigo Boito di Parma. Difatti è questo l'istituto musicale all'interno del quale ci troviamo, dove c'è anche lo studio di Toscanini donato dagli eredi, e compieremo un po' la stessa operazione che abbiamo compiuto al Tartini di Trieste. Cercheremo di compiere un'indagine sulla vita musicale, sull'attività di un conservatorio e anche del liceo sperimentale musicale, che qui a Parma è attivo ed è forse uno dei più avanzati in questo senso, e vedremo anche come vive questa struttura all'interno del conservatorio, anche Benedetto Marcello di Venezia. Maestro, lei dunque dirige il conservatorio, quindi fa anche in un certo senso l'amministratore, fa il direttore d'orchestra, questo è un problema che pongo sempre a chi fa questo mestiere: come riesce a sintetizzare cose così diverse, che spesso spaventano chi l'affronta? Sono sempre stato abbastanza in movimento nella mia vita, quindi questo non aggiunge niente di particolare. Certo. Naturalmente la parte amministrativa, di cui oggi un direttore deve assolutamente occuparsi, e con molta attenzione, è un po' ingombrante, ma mi sono accorto che tutte le disposizioni, tutte le leggi vanno attentamente studiate e discusse con un direttore amministrativo, non abbandonate semplicemente al direttore amministrativo, certo, per veramente capirne qualcosa e sapere anche reagire nei casi sì, in cui bisogna reagire. come muoversi. Poi per quanto riguarda la cattedra di direzione d'orchestra che ho qui, io ne ho mantenuto l'insegnamento perché ho chiesto questa deroga. Noi siamo esonerati d'ufficio, ma dato che non c'erano degli aspiranti idonei titolari di ruolo, ho chiesto di mantenerlo per poter continuare un lavoro che avevo fatto e che si era sviluppato bene. Penso che le sia proprio come scelte, come scelte artistiche. Abbiamo già avuto dei risultati abbastanza notevoli. A proposito di risultati, questa orchestra, che poi ha diverse formazioni, so che ha anche un'attività abbastanza intensa al di fuori di questo istituto. Ha fatto un'attività anche fuori, è stata una delle orchestre che si è piazzata meglio, diciamo, a questa rassegna che la Scuola Civica di Milano ha fatto. Siamo andati lì nell'80 o nell'81, non ricordo. Siamo stati parecchie volte alla Spezia, parecchie volte a Pisa come orchestra. Abbiamo fatto nelle prime esecuzioni una di Paisiello a Montevarchi l'anno scorso, e con il Teatro Reggio abbiamo collaborato in alcuni anni con proprio una produzione che era tutta basata sull'orchestra del Conservatorio.
Io vorrei sottolineare l'importanza del liceo nella formazione di uno strumentista del nostro tempo, perché diciamo che oltre alla formazione musicale, strumentistica legata alla professionalità futura, c'è un insieme di cultura che riguarda praticamente tutte le varie forme, dal musicali, artistiche, a quello che è la cultura della lingua italiana, che purtroppo nel conservatorio manca, e un professionista nel nostro tempo direi che sia indispensabile. Mi diplomo quest'anno in clarinetto, ma precedente ho svolto gli studi liceali presso il liceo annesso al conservatorio, e devo dire che oltre alla preparazione culturale che mi ha dato, mi ha anche aperto un po' gli orizzonti di quelli che sono le materie musicali, tipo storia della musica, armonia, che mi ha permesso sino dai primi anni di poter capire insomma di cosa si parla nella musica e non c'è solo lo strumento, e quindi devo dire che mi ha aiutato ad aprire la conoscenza che ho sulla musica, e adesso finisco il clarinetto e poi vedremo un po' cosa si potrà fare. Le possibilità per il corno sono molto ampie, sia a livello orchestrale che a livello cameristico che a livello solistico. Io personalmente ho scelto la strada cameristica dopo aver fatto molta orchestra. Ma un ragazzo che entra in conservatorio può avere ampie possibilità sia anche dal lato solistico, sempre che il ragazzo sia ben portato nei riguardi del corno. Parlando di oboe, possiamo dire che negli ultimi anni specialmente ha preso un incremento veramente incredibile rispetto agli anni in cui studiavo io, o addirittura non molti anni fa, ecco, quando si pensava che a Parma specialmente, io parlo di Parma perché sono insegnante qua, c'era una cattedra solo e allievi 3, 4, 5 al massimo. Adesso siamo arrivati a 3 cattedre con più di 10 allievi a testa, insomma. I ragazzi di conservatorio, come sappiamo, sono di derivazione culturale piuttosto varia, piuttosto ibrida. Abbiamo cioè allievi che studiano al liceo, studiano anche all'università, magari facoltà umanistiche e così via, ma abbiamo anche ragazzi volonterosi, si intende, bravissimi, però con un supporto culturale meno ferrato. Eppure la lezione deve essere sempre quella, dobbiamo parlare ad una classe composta da ragazzi così dispari di argomenti che sono gli stessi e con un linguaggio che in qualche modo deve essere sempre quello, insomma.
io osservando la vita del conservatorio nel corso della lavorazione del programma ho notato che ci sono delle scuole piuttosto qualificate con docenti di grande valore, mi riferisco anche alla Pegreffi che ha militato nel ormai mitico Partito Italiano, suo figlio Borciani, o la scuola di Ottoni. Qual è la panoramica, se si può farne una in questo senso, del Conservatorio Boito? Dunque, il Conservatorio è in espansione naturalmente, lei avrà notato che c'è un numero di allievi notevole, c'è anche questo liceo inserito, adesso è arrivato questa serie di appoggi da parte dell'assessorato all'istruzione pubblica che allarga le manifestazioni. Ecco, c'è una preoccupazione per il futuro, l'unica preoccupazione che pesa però è quella il sospetto che il Conservatorio venga ridotto ad una scuola di serie B. Lei sa che ci sono delle idee nei progetti di riforma di fare istituire dei conservatori di serie A, accademie vere e proprie nei capoluoghi di regione e declassare gli altri. Ora, questo conservatorio, per i motivi che abbiamo detto prima e per quello che stiamo dicendo adesso, è storicamente inattaccabile. Dunque, io vorrei ora farvi risentire le prime 6 battute. Questo tema intanto è di 6 battute, ve lo ricordo, non è di 8, quindi non è un tema regolare come sono di solito, non sempre, ma di solito i temi della fine del Settecento o molti temi di danza anche dello stesso Bach. Risentiamo le prime 6, anzi non proprio le prime, ma le prime 6 in cui entra anche il flauto, per sentire la differenza tra questo carattere enunciativo che hanno le battute in genere all'inizio di un brano, quando enunciano un tema, invece il carattere più discorsivo che si ha qui verso la battuta 20, quando la testa del tema è fatta a 2 battute più 2. Quindi possiamo riprendere dal tuo re quando attacca il flauto, quindi. La tecnica violinistica nel Novecento si arricchisce di nuovi mezzi per esprimere il pensiero della musica nuova. Possiamo, in sintesi, distinguere 2 momenti: l'evoluzione di mezzi già esistenti nella tradizione strumentale consolidatasi durante 3 secoli di violinismo e invece l'apparsa di mezzi totalmente e radicalmente nuovi. E questa è una necessaria operazione preliminare per meglio inquadrare e classificare in un ordine preciso i vari effetti. In che maniera appunto si deve accostare un violinista alla musica contemporanea? Non deve cominciare da capo. Questo violinista che vuole accostarsi alla musica di oggi, tutt'altro, in quanto io ritengo che con una solida base di tecnica tradizionale ci si possa accostare senz'altro alla musica contemporanea e moderna, del Novecento storico, insomma, ed attuale. L'essenziale è di cominciare a praticarla molto presto. Senti, sul piano dell'interpretazione, visto che va detto anche tra le altre che tu ti occupi anche dell'interpretazione di musica contemporanea, quindi di orizzonti, fra virgolette, nuovi della musica, sul piano dell'interpretazione la presenza di un liceo cosa incide nell'attività dello studente? Ma incide molto, per quanto io posso vedere proprio anche come insegnante nel rendimento degli allievi, le varie differenze di rendimento. Insomma, il fatto culturale trovo che è sempre più determinante e li porta nella vita più agguerriti. In fondo tutta la musica d'oggi esige un approfondimento culturale proprio in partenza che non è negabile, ma anche quella del passato. Certo. Insomma, quindi avendo una forma mentis più aperta, più attenta anche le interpretazioni, le riletture, come si usa dire adesso con questo termine piuttosto simpatico, la rilettura che a volte può andare bene, a volte può andare male, ma insomma è un fenomeno che io vedo come fenomeno positivo. Abbiamo parlato a lungo prima degli armonici facendo varie esemplificazioni in fondo piuttosto aride. Adesso vorrei farvi ascoltare un attimo l'applicazione pratica, l'applicazione nell'arte di quanto abbiamo visto prima. Dal primo capriccio di Sciarrino, l'inizio, no?
quando è nato il liceo sperimentale e quali sono le finalità, perché è ancora meno conosciuto il conservatorio come È nato nel 76 e abbiamo cercato, soprattutto per conto mio, la mia idea era quella di sperimentare la riforma prima della riforma. Certo. Evitare che la riforma si facesse senza avere prima un'esperienza base che vedesse come fare questo. Naturalmente questo rispondeva all'idea di moltissimi insegnanti e di parecchi allievi, anche perché anzitutto abbiamo fatto un'inchiesta sul numero di studenti di conservatorio che erano studenti di liceo fuori. Una specie di questionario. Abbiamo verificato che i migliori allievi del conservatorio erano quelli che facevano il liceo fuori, che questo quindi non costituiva affatto un impedimento come la dicano tante persone che vogliono annullare questa esperienza del liceo. E poi ho riunito a sezioni, diciamo così, gli insegnanti, quelli di fiati, quelli di archi, quelli di tastiere, per parlare di questo programma. E quando siamo arrivati a una votazione, perché ci vuole una votazione assembleare, avevamo 90 presenti, abbiamo avuto, se ben ricordo, esattamente 63 favorevoli. Direi la stragrande maggioranza. E una dozzina di astenuti e pochissimi contrari. Troppo